Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno Antonino, a te la linea. Buongiorno da me e da Lazzaro, che vedete qui inquadrato. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è il garage dell'Alfista. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, sabato 2 di maggio dell'anno del Signore 2026. E allora siamo in diretta, signore e signori, direttamente dalla officina Garage Gasparri in quel di Legnano a via San Bernardino al 111. Lui è Lazzaro, nickname molto scherzoso. Lazzaro, vieni fuori. È venuto fuori. Mi pare di sì. Eccoci. Sì, decisamente sì. Lazzaro è venuto fuori, come avete appena ascoltato. Ora ci faremo riassumere la storia di questa bellissima GT, perché naturalmente vedete con noi i nostri ospiti, i fratelli Alfio e Tullio Biaggi. Tullio è quello che sta facendo cantare l'amico GT e poi dietro c'è l'amico Matteo Cazzanica, che è il fortunato proprietario di questa bellezza rara, che tra poco ci riassumerà di nuovo, ci ricorderà la sua storia, perché se vi ricordate era stato già nostro ospite, avevamo già raccontato le vicissitudini iniziali di questa GT, che peraltro è in edizione americana, quindi questa è omologata per rispettare le norme antinquinamento degli Stati Uniti dei primi anni 70, se mal non ricordo, e ha l'iniezione meccanica Spica, un'iniezione molto particolare da mettere a posto. Allora, adesso tra poco dovremmo riuscire a zittire, tra l'altro, il motore, perché così ci facciamo raccontare un pochettino come è andata questa storia. Matteo carissimo, allora, buongiorno e bentornato. Senti, ci riassumi di nuovo, ci ricordi di nuovo la storia del nostro Lazzaro qui, di che cosa si tratta? Il nostro Lazzaro è un GT 1750 iniezione Spica, sì. Quindi parliamo di un'edizione fra la prima e la seconda serie dei GT 1750, prodotto sulla prima versione, quindi 1969. Sì. Arriva da un'asta olandese e stiamo cercando di farlo tornare originale per poterlo immatricolare qua in Italia. Che spettacolo! Ecco, noi ci eravamo ripromessi di rivederci in occasione appunto della messa in moto di questo motore, e non è stato facile mettere a posto questo motore, perché mi pare che fino alla settimana scorsa eravamo ancora nelle peste, perché noi avevamo tra l'altro pianificato la puntata una settimana fa, non l'abbiamo potuta fare proprio perché c'è stato un problema con la consegna di un pezzo. È vero, Alfio? Benissimo. Ecco, che cosa avete fatto qui? Cosa mancava? Carburante nel serbatoio. Ci siamo accorti che le tubazioni della benzina purtroppo erano ormai usurate ed erano marci, e allora abbiamo dovuto sospendere la lavorazione finché Matteo non ha recuperato tutta una tubazione, che adesso possiamo alzare la macchina, possiamo far vedere, una tubazione tutta in rame coperta da una protezione in gomma,
che abbiamo sostituito e abbiamo potuto praticamente mettere in moto la vettura. Di che anno è la macchina? 69, quindi pensate, questa è veramente una macchina spaziale. Ecco qua. Ecco qua. Vedete che nel frattempo questa bellissima GT sta salendo sul ponte. Ecco che va su. Potete notare anche il vecchio logo dell'Alfa Romeo prima del 72, Alfa Romeo Milano, con queste due sorta di virgole che sono una ristilizzazione dei nodi Savoia che vennero tolti dopo il referendum del 2 giugno del 46, visto che tra un mese è pure festa della Repubblica. Allora, andiamo sotto il GT, eccolo qui, vedete che, allora, qual era questa tubatura incriminata? Queste tubazioni, vedete che erano Sì. tutte usurate, le abbiamo Sì. sostituite completamente Sì. in osservatorio. Beh. Infatti Matteo ha procurato tutte queste tubazioni che sono in rame, che dovrebbero essere eterne ormai. Dovevano essere eterne, ma non lo sono state. Però. Ma questa che ha il differenziale autobloccante? Da quando l'ho provata, secondo me sì. Ha qualche trasudo d'olio, classico. Questo però, marca il territorio, marca non il è... territorio. Dice qua è Poi, zona mia, comando io. L'importante era far funzionare il motore, perché avendo tolto i carburatori certo. c'era il problema che riusciremo a farlo partire con l'iniezione. Una volta risolto questo problema, poi piano piano si passerà a fare tutte le altre lavorazioni. Certo, certo. Perché se non funzionava l'impianto di iniezione era inutile andare a spendere dei soldi per... Insomma, non è stato comunque un lavoro facile. Tullio, qual è stata la difficoltà più grande? Essere precisi nel rimontare tutto e soprattutto è stata poi anche la perdita di carburante che ovviamente mi ha procurato un tubo dritto, ho dovuto rifare tutte le curve più o meno come l'originale. E adesso la parte difficile è la taratura del pompa di iniezione. Ecco, come si fa a tarare un'iniezione meccanica così raffinata? Perché voglio dire, di macchine come questa al mondo probabilmente ne saranno rimaste meno di una decina. Matteo? Mi sa pure di meno. Si parte con la registrazione base con l'attrezzatura fornita dal Alfa Romeo, tutta la vaschetta, e poi da lì si fanno tutte le microtarature con l'ossido di carbonio, eccetera, eccetera. Tutto quanto. Ha detto tra noi quali sono i vantaggi di questa iniezione meccanica? L'iniezione meccanica è molto più calibrata la quantità di carburante iniettata nel motore, nelle fazioni di iniezione. E quindi minori consumi, maggior resa e oserei dire quasi meglio di un'iniezione elettronica. Aia, addirittura. E oserei dire di sì, perché l'elettronica ha sempre un leggero ritardo rispetto. Questa è meccanica, questa è diretta. Sì, perché questa c'ha la camma tridimensionale, no? Questa è diretta, immediata. Secondo me l'iniezione ha sempre, si parla di centesimi di secondo ovviamente, certo, di minuti, però un leggero ritardo si ha sempre. Meraviglia. Questa, ricordiamo, 1969, l'uomo sta per andare sulla Luna, l'Alfa Romeo riesce a ideare un sistema che con una camma tridimensionale, la racconto in maniera semplificata, correggetemi se sbaglio, praticamente c'è una specie di dito che tocca questa camma tridimensionale, girando con il girimotore, a seconda di come aumenta il girimotore, la camma, il dito che segue, che legge appunto la camma, apre o chiude l'afflusso di benzina che va verso gli iniettori, è giusto? Ecco, questo è il livello. Tra l'altro ieri parlavamo con Alfio, abbiamo visto tutte e due questo video di Alessandro Tarantino, l'uomo dell'Alfa 6, lo salutiamo pure, che ha messo a posto un'alfetta con l'iniezione Spicana 2000, quindi si basa sullo stesso principio di questa qua. Ecco. E diceva pure lui questa cosa, che ha una capacità di ripresa, una prontezza di risposta. Bellissima, insomma, una coppia fantastica. Matteo, il volto dell'impazienza, e allora? Sono sofferente, non vedo l'ora di poter fare un giro.
Vorrei dire, con ansia. quando ti guarda una coppa del genere ti dice solo sbrigati. Guidami, mi dice. Esatto, è quello che penso anch'io, veramente, che spettacolo. Dobbiamo sempre aspettare poi la motorizzazione, però Ritorniamo giù. Sì, ritorniamo giù. Ma posso spoilerare ai nostri ascoltatori una cosa? Perché libero. allora io lo dico, tanto ho sempre sognato di poterlo dire alla radio. Siccome questo è anche canale video, lo dico. Amici ascoltatori, allegria! Perché dice è scemo, ora comincia a fare l'imitazione ai Mike. No, abbiamo una cosa, cos'è? Una cosa rossa. Una cosa rossa. Quella potrebbe essere una buona indicazione. È una cosa rossa con 4 ruote, amiche e amici miei, ed è una cosa rossa che ha la forma di un cuneo e monta un motore V6. Quella lì era di... Ecco, quella GTV6, la vedete, è stata di Mike Bongiorno per qualche anno, ovviamente c'è la documentazione che lo comprova, mica ce lo stiamo inventando, ed è una macchina di alto livello. Di che anno è? Dell'80? No, 83. 83 lui fece il giro Mike con l'Alfa 33, quindi che cos'è? Un regalo dell'Alfa? Non lo sappiamo perché purtroppo la persona che l'ha comprata da Mike è venuta a mancare, che poi l'erede da cui l'abbiamo presa noi. C'è una storia che erano amici e gliel'ha regalata per il figlio 18enne. Hai capito? Però sappiamo solo una storia narrata. Abbiamo scoperto che era sua perché quando abbiamo fatto la visura storica del telaio è uscito il suo nome. Colpo di scena, è il caso di dire. Anzi, il primo nome è Alfa Romeo SPA, poi Mike Bongiorno. E allora questo lo chiederemo a Elvira Ruocco perché lei sicuro sa le storie di questa macchina. Poi se mi lasci il numero di telaio chiediamo a lei, che lei di sicuro lo sa perché curando i rapporti con la stampa, qualche tempo fa aveva fatto proprio un post sul giro Mike quando hanno presentato l'Alfa 33, quindi lei di sicuro sa questa macchina perché è finita in mano a lui. La motorizzazione lo sa. Se non sa la motorizzazione. Se non lo sa la motorizzazione voglio vedere, però diciamo le logiche che hanno portato questa GTV a finire nelle mani di Mike Bongiorno, evidentemente quelle solo Elvira ce le può spiegare probabilmente. Allora, diciamo anche questo, stamattina com'è andato il viaggetto col GTV di Mike? Sempre bello, perché questa c'ha l'iniezione elettronica. Questa metti la quinta in autostrada a 110 all'ora come viaggiare su un tappeto di velluto. 6 cilindri a V voglio vedere, che roba. Che meraviglia. Noi oggi siamo circondati di Alfa Romeo di tutte le epoche, tra l'altro, e vi voglio fare vedere adesso un momentino, ecco che mi sposto, mi giro, perché io ho bisogno di girarmi. Eccolo lì, vedete che abbiamo un altro GT, questo è un 1300 Junior, color faggio. Che cos'ha questo da rifare? Ho bisogno di un po' di lavoretti, un po' di amore, perché insomma non è messo nelle migliorissime condizioni. Ah, Ho ok. bisogno di un po' di lavoretti, tagliandino e mettere dei pezzi che mancano, che sono stati tolti, manca il filtro benzina, sono un po' di lavori da fare, di manutenzione. Ecco, e poi c'è una 147 GTA, eccola là in fondo, 3002, quindi abbiamo nonno e nipote, il 2005 Busso e il 3002. Quella che deve fare? Qua dobbiamo cambiare delle cuffie dei semiassi, dobbiamo mettere un collettore, perché su un collettore vuole mettere su un collettore particolare, e fare anche lì un tagliando olio e filtri. Bene, meraviglioso. Intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori 0292947222 se volete intervenire, perché chiaramente l'occasione oggi è alquanto ghiotta e vi stiamo raccontando la rinascita di un'auto molto particolare, appunto questa GT 1750 con l'iniezione Spica americana, perché la cosa più particolare è che questa macchina era stata portata a carburatori. La possiamo dire una cosa, ma quanta ignoranza c'è sull'iniezione Spica? Cioè, perché la gente non ci vuole mettere le mani sopra? Perché purtroppo bisogna avere della documentazione tecnica specifica
perché il mitico signor Radaelli aveva fatto un progetto che è qualcosa veramente di fantastico per gli anni che è stato progettato. Decisamente. Dario Radaelli è stato un genio. Dato che ci sono delle regolazioni che sono particolari, basta modificare un tirante, qualcosa che si va a rovinare tutto l'impianto. Ecco, voi lo vedete là in basso, quella è la pompa dell'iniezione, ovviamente, la pompa spica, dove c'è la famosa camma che vi stavamo dicendo, e in particolare questo lo conoscete tutti, è il motore 1750, in realtà 1779, correggetemi se sbaglio, che è la stessa cilindrata del motore che poi è finito dentro l'Alfetta. In particolare, o no? Qui dobbiamo dire anche una cosa, Sì. che dobbiamo ringraziare Matteo, perché quando lui è arrivato con alcuni componenti, la pompa c'era, però si è dato molto da fare per trovare altri componenti che non erano sulla vettura, perché erano stati tolti quando sono stati montati i carburatori. E lui di notte con il computer ha trovato tutto in America, in California se non sbaglio, no? In California ha trovato la staffa, per esempio, questa staffa che non c'era. Da Toronto, in Canada. Da Toronto, ecco. Quindi tutti Questo è il GT dei due mondi. Tre mondi. Oddio mio, meglio di Garibaldi. Lui effettivamente è riuscito a trovare tutti i pezzi che purtroppo qua in Italia non si riesce a Quello trovare. più difficile è stato questo. Questo qui è che cos'è? L'attuatore, com'è che si chiama? Attuatore termostatico. Termostato, sì. Quello che regola in base alla temperatura dell'acqua, sì, va a regolare parte dell'iniezione. Niente di meno. Ecco, ma come si fa a trovare pezzi che non ci sono più nemmeno ad Arese? Vabbè, ad Arese ci hanno fatto il centro commerciale, ma cioè se giri l'Italia, anche se vai nei vecchi autoricambi, non trovi niente. Trovi qualcosa, trovi pezzi, li chiamano new old stock, che sono vecchi pezzi tenuti in scatole su magazzini, ma pezzi del 69, attuatore termostatico, che mi hanno detto che ci mettevano un liquore dentro per farlo funzionare. Sì. Il liquore? Un liquore. Chi si fida a farlo usare? Per fortuna qualcuno si è messo a ricostruirli per gli appassionati, perché comunque di questo tipo di motore, che poi non sia questa macchina, sia la Montreal o l'Alfetta, o ce ne sono in giro. Quindi o svizzeri, anche uno svizzero mi hanno detto che c'è, che li fa. Ah, meno male, quindi ancora qualcosa si trova, questa è la cosa più importante. Fatica, ma si trova. Che meraviglia. Adesso più o meno che tempistiche abbiamo prima che torni su strada? Adesso dobbiamo fare, oggi con calma, facciamo tutte le regolazioni, in modo tale che si possa poggiare, poi va montato tutto collettore d'aspirazione, filtro aria, e poi vedere se trovarlo su strada. Quindi che meraviglia. A breve possiamo... Io vi dico che a carburatori era un gioiello da guidare, è spettacolare. Con l'iniezione sarà ancora meglio. Me lo auguro. Mamma mia. Cioè veramente la cosa bella è che questa roba si faceva in Italia ed era all'avanguardia rispetto a tutti gli altri in un'epoca, e tutto questo in maniera analogica, attenzione, in maniera analogica, in un'epoca in cui sì, c'erano i primi elaboratori, cominciavano a pensarsi le prime iniezioni elettroniche, poi arrivarono nei primi anni 70, però una cosa del genere dovremmo essere veramente stupefatti, orgogliosi di un prodotto così. Ma il problema di questo, scusi, penso che siano stati i costi in quel periodo troppo elevati. E allora io mi ricordo che tutti questi componenti, iniettori, pompe, eccetera, adesso indipendentemente dalla spica, ma venivano fatti tutti praticamente in Alfa Romeo. Sì. Su licenza della spica, o li faceva direttamente la spica, e quindi i costi erano elevati. Poi è arrivato l'evento della Bosch, e Bosch indubbiamente aveva un costo inferiore, e purtroppo questi progetti sono stati messi da parte. È proprio questo il problema. Era una produzione fatta in casa. Era il dispiacere, il rammarico che aveva il signor Dario. È vero. Che è lo stesso discorso del CEM. Esatto. Che andava meglio di tante iniezioni vendute a pacchi dalla Bosch, diciamolo pure, però il problema è che essendo un'iniezione fatta in casa costava di più. Il CEM sulla 90 e 6 cilindri
aveva anche un altro problema, i consumi elevati. Sì. Per chi girasse una vettura in città, la vettura faceva i 6-7 con un litro che ricordi. Quindi, anche se la benzina magari non aveva i costi di oggi, però erano dei consumi elevati. Sì. Però anche lì solo sentirlo girare era un piacere. Ha voglia. La prontezza della ripresa, dell'accelerazione di quella macchina era veramente straordinaria. Anche lì iniettori fatti presso la sede Alfa Romeo e tutti, quindi i costi molto elevati. E allora per problemi di mercato molto probabilmente sono andati tutti sulla Bosch. Ecco, tanto per gradire. E da lì poi c'è stata un'escalation tutto esclusivamente con la Bosch. Tanto per gradire. Matteo, una macchina così merita di finire esposta in vetrina o merita di essere usata? Usata tassativamente. Indubbiamente. Io tutte le macchine finiscono su strada, le uso per andare a fare la spesa, ci porto mia figlia al parchetto, sono sempre tutte usate, perché farla per metterla là, bello guidarle. È vero, giusto così. Se dovevo metterla là, toglievo il motore, la mettevo là senza motore e la macchina era a posto bella lo stesso. Vabbè, pure di un colore che a me piace molto, questo verde pino, tipicamente Alfa Romeo del tempo, quindi. Un'ultima cosa, Matteo, a parte che vabbè, l'entrata oggi con con la GTV di Mike è stata veramente spettacolare, ma volendo rischiare tutto, appunto, giocarsi il montepremi finale del leggendario Rischia Tutto di Mike, la domanda finale: qual è ora l'altra Alfa dei sogni che deve arrivare? Vediamo. Abbiamo puntato qualcosa, vediamo se riusciamo a portarlo a casa. Ad esempio? Io ho una Giulietta sprint speciale, quella in alluminio. SS? 1300. No. Sprint veloce, scusami. Sprint veloce. Sprint veloce. E questa mi sembra con sopra le lettine, vediamo. E questa mi sembra una risposta che vale tutto il montepremi. Salutiamo allora il nostro campione. Non abbiamo Sabina Ciuffini per problemi logistici, comunque salutiamo il nostro campione. Che dire di più? Io ringrazio tutti voi come sempre, ringrazio il nostro Alfio Biaggi, ringrazio il nostro Tullio Biaggi e il nostro Matteo Cazzaniga. Grazie per avermi permesso di poter raccontare questa storia, perché è una storia semplicemente fenomenale ed è una bella storia italiana di tecnologia e di eccellenza italiana. Io ringrazio tutti voi per averci seguito, ci ritroviamo tra 7 giorni, il 9 di maggio, vedremo quali saranno le prossime sorprese. E che dire di più, ricordate che malgrado tutto, e questa automobile ne è la dimostrazione, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, a voglia se viene il meglio qua. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato il Garage